Allora Giada, rientri dopo un lungo infortunio e rientrare con un gol non è da tutti i giorni. Sì, oddio, cioè sono stata diciamo fortunata visto che ero lì e niente, però appunto è andata in porta quello che ci serviva, quindi bene. Vittorio Veneto ha portato a casa la partita, 3 punti importanti, comunque mancavano magari qualche altro gol, soprattutto una seconda tua occasione sul calcio d'angolo. Sì, quello sì, purtroppo ho sfiorato la doppietta, però appunto la prossima volta si può fare sempre meglio. Adesso abbiamo 2 partite molto importanti, Padova e poi Cortefranca. Speriamo di continuare così e comunque di riuscire a tenere testa. Vedendo la partita, cosa hai notato rispetto al primo tempo con il secondo? Nel secondo magari avevamo un po' più voglia, diciamo, più cattiveria comunque per andare a segnare e siamo riuscite comunque a venirne fuori, quindi diciamo bene. Diciamo che anche il Portogallo in attacco non vi ha creato grosse difficoltà per voi della difesa. Sì e no, ovviamente ci sono delle cose che abbiamo sbagliato, che potevamo fare meglio e per fortuna è andata così e prossima volta si può sempre migliorare. Chiara, seconda partita da titolare, oggi una partita diretta bene in difesa, le tue impressioni? Sì, allora questa partita non era facile, visto che in Coppa Italia abbiamo perso contro di loro, ma secondo me ci siamo comportate bene, abbiamo giocato bene, ci abbiamo messo un po' per prendere le misure, ma alla fine ci siamo aiutate l'una con l'altra, secondo me è uscita una bella partita. Prestazione comunque che ti dà fiducia e continuità per il proseguo del campionato. Sì, avevo un po' ansia perché non ho giocato tanto quest'anno, ma nonostante questo sono molto tranquilla perché la difesa mi ha aiutato molto e spero di continuare così. Allora mister, possiamo dire sicuramente meglio nella ripresa che quelle poche azioni costruite nel primo tempo. Sì, un po' meglio nella ripresa, però non sono contento. Sono contento del risultato e tengo buono solo il risultato. Abbiamo fatto qualcosina di buono obiettivamente, però troppo poco. Oggi eravamo molli, abbiamo giocato con troppa sufficienza, troppi palloni. Non abbiamo fatto la giocata giusta in troppe occasioni. C'era un rigore sicuramente nel primo tempo, abbiamo visto nelle immagini su Sofia Bigaran, poi è arrivato un altro calcio di rigore nel secondo tempo sbagliato da Karim Mantoani, ma il gol è arrivato da Giada Tomasi. Il gol è arrivato da Giada Tomasi, sono contento perché rientrava da un infortunio alla caviglia e quindi bene per lei, questo dà morale a lei e a tutta la squadra, a tutto il reparto difensivo. Obiettivamente c'era un rigore il primo tempo su Sofia Bigaran, l'arbitro non l'ha concesso, l'ha valutato che non era calcio di rigore, noi accettiamo la decisione dell'arbitro, non deve essere una giustificazione, noi dobbiamo continuare a giocare come prima, meglio di prima, che ci diano o non ci diano un rigore, che c'è o non c'è, cambia poco, noi dobbiamo continuare a giocare, invece abbiamo perso un po' di tempo a protestare e ci siamo un po' allungati come squadra, obiettivamente non abbiamo mai rischiato di subire gol. Però ci saranno partite dove alla minima distrazione possono farti davvero male, quindi l'attenzione e la tensione della partita deve rimanere sempre quella giusta, alta. E aggiungo, se posso, mister, ci saranno partite dove se non segni puoi anche perdere la partita. Ci saranno partite dove riuscirai a creare forse una occasione da gol, mezza occasione da gol, e dobbiamo imparare a concretizzare, devi fare gol, perché oggi secondo tempo abbiamo creato obiettivamente 4-5 occasioni da gol abbastanza clamorose e non ne abbiamo concretizzata una, quindi diventa un po' problematico, perché quando troveremo delle squadre più attrezzate non avremo tutte quelle occasioni lì durante la partita, dobbiamo essere un pochettino più cinici, dobbiamo giocare con meno supponenza, meno sufficienza certi palloni, dobbiamo essere sportivamente parlando un po' più cattivelli a chiudere le azioni.